Il Nord-Est abbia l'orgoglio di fare da traino dell'intero Paese. I risultati che oggi sono stati presentati dall'Osservatorio Nord-Est dimostrano come il PIL del Nord-Est italiano sia al pari del PIL della Germania. Noi crediamo che questa sia una sfida importantissima e la sfida importantissima è mantenere questo trend di crescita mentre il contesto europeo inizia già a dare dei segni di cedimento. E allora l'importante per noi, la vera sfida, è andare ad investire sulla formazione universitaria che deve essere al pari passo con le necessità delle aziende, quindi con quella formazione professionalizzante che è tanto richiesta dal sistema mercato e che la politica deve saper ancora di più attrarre e rendere competitiva per fare in modo che i nostri giovani non siano costretti ad andare all'estero ma possano portare qui le loro ricchezze, le loro competenze in termini umani e materiali per poter dare slancio alla nostra regione, e allora sì, il Nord-Est potrà davvero essere la punta di diamante di questo Paese.